Questione trasporto su rotaia in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avvicinato Maurizio Ionico, amministratore unico della ferrovia Udine Cividale, per capire da lui lo stato attuale di salute della tratta. A proposito di programmi, sta procedendo celermente la realizzazione del sistema di sicurezza chiamato SCMT, che appunto eleverà la qualità della sicurezza della linea ferroviaria e permetterà quindi di ritornare a regime l'organizzazione del servizio. Come si sa, come sanno gli utenti, è un servizio limitato perché dobbiamo rispettare alcune condizioni che appunto verranno superate appena messo in esercizio questo sistema di sicurezza molto importante per la nostra linea. Secondo punto, oggi c'è stato un programma molto interessante di valorizzazione dei territori attraverso l'utilizzo del treno. Ferrovia Udine Cividale si mette a disposizione col proprio materiale rotabile e naturalmente darà una mano per innervare un programma molto importante che oggi l'assessore ha presentato alle comunità regionali. Ma quello che conta, amministratore, è dare un segnale positivo, no? Perché si sentono tante voci, ma la cosa importante è che si riparte, ma si riparte alla grande. Lasciamo stare le voci, la Ferrovia Udine Cividale è un'impresa ferroviaria, è un'impresa industriale molto importante per questa regione. Oltre a Udine Cividale c'è anche il treno Micotra Villacco Trieste e poi svolgiamo ancora attività nel settore delle merci. È un'impresa appunto importante e al di là delle voci quello che conta è che l'attività svolta in questi anni è un'attività che ha portato dei risultati e anche ha dato una mano per quanto possibile allo sviluppo della mobilità e anche della competitività, se così si può dire, del sistema territoriale regionale.